Bentrovati. Sono ormai diversi anni che è in corso una guerra aperta tra coloro che vorrebbero veder vincere le guardie, ovvero i magistrati e le forze dell'ordine, e coloro che tifano per i ladri. Chi tifa per i ladri, supportati da media compiacenti, spesso mette all'agonia e sbeffeggia le procure e i tribunali che in questi anni si sono maggiormente impegnati contro la criminalità comune e politica. Ma tutto questo ha dei costi, lascia un paese senza anticorpi contro il malaffare. E così apri un giornale, accendi la TV e ogni santo giorno ti vengono buttate in faccia corruzioni, truffe, familismi immorali, malversazioni e abusi di ogni genere da parte di una classe dirigente che in questi anni ha distrutto il nostro paese sia economicamente che socialmente. Politici, mafie, banchieri, gran commi di Stato e compagnia cantando hanno e stanno tuttora scarnificando il paese. E i delinquenti presi con le mani nella marmellata non si vergognano più, anzi ti rispondono con un arrogante "beh, così fan tutti". Recentemente a Roma hanno beccato dei dipendenti dell'ATAC, l'azienda dei trasporti romana, che stampavano dei biglietti falsi degli autobus e della metro e li distribuirono poi nelle rivendite con un guadagno annuale calcolato in 90 milioni di euro. L'ATAC è un carrozzone pubblico con 12.000 dipendenti ed un passivo di 1 miliardo e 600 milioni, dove tutto è falsificato, dai bilanci alle assunzioni di parenti, amici degli amici, compagni di partito. Pensate, lo riporta Repubblica, un ex amministratore ha garantito e sistemato all'ATAC 10 persone. Ve li leggo: il figlio, il genero, il nipote, la cognata del figlio, l'ex segretaria, il figlio della segretaria, la nuora dell'ex segretaria, la figlia della segretaria del figlio, l'ex vice sindaco di Guidonia e il vice sindaco di Montelibretti. E poi la ministra della giustizia Cancellieri, che al telefono considera non giusto mettere in galera i ligresti che hanno frodato il fisco ed i risparmiatori per centinaia di migliaia di milioni di euro. Eppure questi due fatti così gravi sono rimasti sulle prime pagine dei media solo un paio di giorni, poi sono stati digeriti e dimenticati come tutte le notizie simili. Questo è il risultato in un paese dove gli scandali politici e la criminalità dilagante regnano sovrani, dove chi vorrebbe più etica pubblica, più legalità, più trasparenza viene dileggiato, preso per un povero mentecatto. È il sistema paese che è corrotto. Ormai non c'è un'opera pubblica in cui la magistratura non trovi del marcio. Nel napoletano e nel casertano i terreni e le falde acquifere sono inquinate e lo rimarranno chissà per quanti decenni per la bramosia della criminalità organizzata, gli imprenditori di imprenditori senza scrupoli e di politici collusi. E poi le regioni, mentre l'ex capogruppo del PDL alla regione Lazio, il famoso Batman di Anagni, è già stato dimenticato, lunedì scorso è stato arrestato l'assessore alla cultura del PDL della regione Abruzzo per concussione. Il capogruppo del PD dell'Emilia Romagna è indagato perché si è fatto rimborsare 1.100 euro per 2 notti d'albergo a Venezia. Così come il sindaco della Lega di Adro, ricordate quello che aveva tappezzato la scuola pubblica del suo comune con il simbolo leghista del Sole delle Alpi, anche lui è finito in manette per corruzione. Ma anche i nostri valorosi rappresentanti a Trieste nella passata legislatura non si sono fatti mancare nulla. C'era chi con i soldi pubblici si comprava il treno di gomme per la propria automobile, chi se ne andava con la compagna in giro per i luoghi esotici facendo pure la cresta sui biglietti d'aereo, chi consumava sontuose cene con amici o con altre più gradevoli compagnie, chi visitava dei musei a Parigi con la moglie al seguito e pagava pure il volo sempre a Parigi alla figlia per visitare il centro Pompidou o i magazzini Lafayette. Insomma, un quadro di abusi, ruberie e malversazioni da far rizzare i capelli. Questo è il risultato dopo anni in cui l'illegalità si è fatta sistema. Il paese è marcio fino al collo. Ecco cosa ha dichiarato un ex consigliere regionale che aveva abusato in maniera sfacciata dei rimborsi pubblici dopo l'interrogatorio in procura a Trieste riportato dal Messaggero Veneto. Tanto io non mi ricandido e quindi degli elettori non mi importa. Una frase raggelante che indica il livello di cinismo e di imbarbarimento raggiunto da questo mondo politico e che spiega in parte perché siamo tra i paesi più corrotti e più malmessi del mondo. Qualche anno fa vi invitavo ad aprire gli occhi prima che fosse troppo tardi. Ora temo che lo sia già. Ci vediamo giovedì prossimo.